Mafie come M, ovvero la criminalità organizzata nel nord-est spiegata ai ragazzi. Il libro è stato realizzato da Associazione Cosa Vostra, che ben conosciamo in Veneto, e qui con noi per raccontarci di cosa si tratta c'è Francesco Trotta. Buongiorno a tutti, questo è il nostro primo libro scritto dal nostro gruppo di lavoro composto da laureati e laureandi del nord-est e non solo. La nostra associazione, che da qualche anno oramai scrive e si occupa di fare ricerche e di comunicare tale ricerche sulle mafie e il crimine organizzato nel nord-est, ha voluto festeggiare il suo quarto anno di attività con la pubblicazione di un libro, Mafia come M, volutamente indirizzato a un pubblico giovanile, perché non soltanto è fatto da ragazzi, appunto laureati e laureandi dell'Università di Padova, Venezia e quant'altro, ma è soprattutto fatto con i contributi dei ragazzi che abbiamo incontrato in questi anni nelle scuole. Parliamo sia delle scuole del nord-est, ma anche di altre scuole della Puglia, della Sicilia. È un libro che unisce l'Italia a partire dalla cultura dell'antimafia. Partiamo sempre da una domanda, che è la domanda che ha fatto il nostro presidente onorario Franco Latorre, figlio di Pio Latorre, che ha curato anche la prefazione del libro. Che cos'è la mafia? È una domanda semplice ma non scontata, specialmente per le persone, gli adulti ma anche i più giovani che vivono nel nord-est, che spesso ancora pensano che la mafia sia soltanto un fenomeno che riguardi il sud Italia. Che cos'è la mafia? Tante sono state le risposte, alcune divertenti. C'è qualcuno che ha detto che secondo lui la mafia era Matteo Renzi, qualcun altro che dice che la mafia è Matteo Salvini, un gruppo di studentesse di Dolo che ha detto che secondo loro la mafia è un'istituzione sociale. Una risposta molto, molto importante che merita una riflessione profonda, perché se è un'istituzione sociale la mafia allora è difficilmente battibile. Una ragazza di 12 anni, nome di fantasia Anna, ci dice invece che la mafia è lo Stato. Ora, se fossi nella classe dirigente di questo paese, mi chiederei che messaggio sto lasciando alle nuove generazioni che pensano che la mafia è lo Stato. Ecco allora che ci siamo accorti in questi anni che c'è veramente un grande divario tra i giovani, le nuove generazioni che un giorno entreranno nel mondo del lavoro e la cosa pubblica, con cui invece la mafia spesso interagisce. Siamo arrivati alla pubblicazione proprio quando è uscita la notizia, sono uscite le notizie delle operazioni antimafia che hanno riguardato il caso di Domenico Multari in provincia di Verona e soprattutto Eraclea. A Eraclea c'è una cellula camorrista che è fatta non soltanto da gente del sud Italia, ma secondo le indagini è fatta anche da esponenti della società civile veneta. Allora dobbiamo farci una domanda: che cos'è la mafia oggi e come possiamo sconfiggerla a partire non soltanto dalla repressione dello Stato, ma soprattutto a partire dalla cultura, dalla vera cultura della lotta alla mafia, che deve essere appresa e condivisa dai più. La bassa percezione del fenomeno delle mafie, prima l'infiltrazione e poi il radicamento, interessa e attraversa la società dell'Emilia-Romagna per poi arrivare in Veneto. Il Veneto che è ancora un tessuto sociale che in parte disconosce l'esistenza dei fenomeni criminali. Asia Rubbo, e in Trentino Alto Adige c'è una percezione ancora diversa. Io vengo da Bolzano e mi sono interessata alla mafia per una questione esterna alla mia regione, cioè non ho mai sentito che riguardasse me in prima persona, l'ho sempre visto come qualcosa che apparteneva alle regioni del sud, come qualcosa da relegare alla Sicilia, alla Campania, alla Puglia, come in generale facciamo un po' tutti. E invece col tempo mi sono interessata a quello che è il nord-est, alle questioni del nord-est e al fatto che la ricchezza, come diceva Falcone, attrae la mafia, dove ci sono i soldi c'è la mafia e in Trentino Alto Adige i soldi ci sono e per quanto siano ben gestiti e per quanto ci si creda o si è per lo più immuni a questo fenomeno, in realtà, come ci dice anche la relazione finale della Commissione Antimafia del 2018, la mafia in Trentino Alto Adige può fare affari e si sta facendo strada a suo modo e quindi anche le ripetute visite di Rosy Bindi a Trento hanno dato un campanello d'allarme, hanno fatto sentire che non bisogna chiudere gli occhi e non bisogna
far finta di nulla, e soprattutto secondo me è necessario provare a cambiare la percezione del fenomeno mafioso, smettere di pensare che sia qualcosa di altro, qualcosa che è diverso da come siamo noi. Il mafioso è esattamente uguale a un uomo seduto sul treno con una valigetta e un cappello, e potrebbe essere un mafioso, potrebbe essere mio padre. Quindi bisogna incominciare a percepire il fenomeno come parte di quello che è la società, agisce in maniera diversa da noi. Noi non siamo tutti mafiosi. Parlare di mafia come tutto è sbagliato, però saperla riconoscere secondo me è importante, e secondo me anche al nord, nell'estremo nord, bisognerebbe cominciare a farci i conti piano piano e saperla riconoscere per saper difendersi.